Lunedì 24 giugno, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. I temi di oggi: è già boom di turisti in Sicilia, malgrado crisi idrica e caldo, e poi ancora il vermocane nei nostri mari e lo spettacolo Miciu e Ciranu sulla Luna. Ma intanto la cronaca: avete fatto bingo, e questo è il singolare commento all'arresto di uno spacciatore intercettato dalla polizia nel centro di Catania. Sull'auto usata come deposito trovati oltre 60 kg di droga. Usava un'auto in disuso, lasciata in un parcheggio multipiano nel centro storico di Catania, come deposito per la droga. È quanto scoperto dai falchi della squadra mobile, che hanno arrestato un 34enne per spaccio di marijuana, hashish e cocaina, sequestrando oltre 60 kg di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato intercettato dalla polizia dopo essere uscito dal parcheggio con una busta nera che conteneva 3 kg di marijuana. Nell'auto i falchi della squadra mobile hanno trovato poi 53 kg di marijuana, circa 5 kg di hashish tra panetti ed ovuli, 2 grammi di cocaina e materiale utile per il confezionamento delle dosi. La droga avrebbe avuto un valore di mercato di circa 500.000 euro. Durante le fasi investigative il 34enne si è pure complimentato con i poliziotti, dicendo loro: avete fatto bingo, un atteggiamento che non ha intenerito gli agenti, che lo hanno trasferito direttamente in carcere. Strade killer, giovane ubriaca alla guida, uccide 2 persone, il figlio, un bambino di 16 mesi, e la zia. La tragedia si è consumata sulla Palermo-Sciacca. Un altro incidente mortale è capitato nel Messinese. La chiamano la strada maledetta, la statale 640, la Palermo-Sciacca, che la scorsa notte è stata nuovamente bagnata dal sangue. In un incidente autonomo sono morti un bambino di 1 anno e mezzo e una ragazza di 20 anni. Avevano passato una serata a Palermo, probabilmente da amici, e stavano tornando a casa a San Giuseppe Iato, dove erano conosciuti da tutta la comunità. Il destino li ha colti nel bel mezzo della notte sulla strada per Sciacca. Le vittime sono Selma El Moakit, 20 anni, e il piccolo Rahim Garshallah, 16 mesi, zia e nipote, deceduti dopo il terribile schianto nell'auto sulla quale viaggiavano all'altezza dello svincolo per Giacalone. Erano a bordo su una Fiat Punto, alla guida della quale c'era Miriam Yanale, 23 anni, la madre del bimbo. A quanto pare aveva un tasso alcolemico molto superiore al consentito ed è ricoverata in coma, in gravissime condizioni, all'ospedale civico. Ferita anche un'altra ragazza che era a bordo dell'auto, incinta, non è in pericolo di vita e al momento è l'unica testimone. Lo spettacolo che si è presentato ai soccorritori alle prime luci dell'alba è stato terribile, con la Fiat Punto ridotta a un ammasso di lamiere e i corpi del bimbo e della giovane zia sull'asfalto. San Giuseppe Iato è un paese a lutto, ha detto il sindaco Giuseppe Siviglia, visibilmente scosso dalla notizia che si è subito diffusa in paese. Un altro incidente mortale è avvenuto invece nel Messinese. Un 16enne a bordo del suo scooter Honda SH 125 è morto sulla strada che da Archi conduce al parco di Milazzo. Il ragazzo, che si stava recando alla lavora appunto in un locale a Milazzo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un albero. Chiusa la discarica di Lentini, si cercano alternative per scongiurare l'emergenza rifiuti. Ci sono in vista le ipotesi di Enna, Siculiana e Gela. Intanto a Catania il sindaco Trantino consente l'apertura del mercato di piazza Carlo Alberto e della pescheria, ma chiede il rispetto scrupoloso delle regole di conferimento dei rifiuti. 200 comuni appesi ad una firma, quella del presidente della regione Renato Schifani, che dopo la chiusura della discarica della Sicola a Lentini dovrebbe firmare l'ordinanza per consentire il conferimento straordinario dei rifiuti indifferenziati che prima venivano scaricati lì in altri impianti già autorizzati nell'isola, superando così le difficoltà di smaltimento di diversi comuni. Una firma attesa dopo la conclusione di quel percorso amministrativo, supportato da diversi pareri ambientali e sanitari, definito durante una riunione di oltre 3 ore all'assessorato all'energia e ambiente con i vertici delle ASP di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, dell'ARPA Sicilia e della Regione. Domani saranno approfondite altre criticità ed individuate le soluzioni più idonee. Intanto a Catania il sindaco Trantino ha annunciato su Facebook la riapertura dei mercati di piazza Carlo Alberto e della pescheria. Ci saranno dei mezzi della Gema per raccogliere l'umido alla fiera, all'angolo fra la Via Verdi e la piazza Carlo Alberto, e la carta e il cartone e la plastica all'angolo fra via Giordano Bruno e la piazza Carlo Alberto. Allo stesso modo alla pescheria ci sarà un mezzo fra la via Casello e la via Pardo
che penserà allo smaltimento dei rifiuti secondo appunto le logiche della differenziata. Sia ben chiaro, nel momento in cui dovessimo verificare a fine mercato che le regole non saranno state rispettate, ci troveremo costretti a impedire la installazione del mercato nella giornata di martedì. A Messina, la partecipata Messina Servizi ed il Comune hanno lavorato ad una soluzione alternativa per fronteggiare l'emergenza rifiuti, trovando un altro impianto privato a Termini Imerese ed a costi più contenuti rispetto a quelli di Lentini. Fondamentale è risultata a Messina la percentuale di differenziata al 55%. La crisi idrica non è soltanto un problema delle campagne, ormai l'approvvigionamento per uso domestico presenta gravi carenze, soprattutto nella Sicilia centrale, dove spesso i rubinetti sono a secco. Pozzi inquinati, autobotti non regolamentate, allacci abusivi alla rete, altri fabbricati mai allacciati che adesso chiedono di collegarsi all'acquedotto in piena crisi idrica. Scoppia la grana dell'acqua a uso domestico in tutta la Sicilia centrale. La crisi non è più soltanto un problema delle campagne. Acqua a singhiozzo nell'Ennese e nel Nisseno a causa di frequenti guasti. Acqua a giorni alterni nell'Agrigentino con il rischio che il razionamento porti anche alla distribuzione soltanto 2 volte alla settimana. L'ultimo guasto lungo la condotta Favara ha impedito la distribuzione idrica nella parte bassa della città di Riesi da parte di Caltacqua, con uno slittamento del programma complessivo di distribuzione che potrebbe durare fino a 48 ore. La situazione più complessa è quella di Sciacca nell'Agrigentino, dove la società che gestisce l'acqua è stata costretta a ricorrere alle autobotti per le forniture, ma non riesce a coprire tutte le esigenze. Intanto è lotta proprio alle autobotti privati abusive. C'è il rischio che la salubrità dell'acqua non sia garantita. Autobotti anche per Maniaci sui Nebrodi Messinesi, dove il progetto di acquedotto è bloccato. Resta complessa invece la situazione delle campagne, forse la più complessa. Nella piana di Catania la stagione rischia di essere un disastro. Molti agricoltori stanno abbandonando i campi aridi mentre non arriva ancora il foraggio per il bestiame degli allevatori. Occorre fare presto o tutto andrà perduto, e intanto è già iniziata la stagione degli incendi, che porta con sé altri danni che quest'anno saranno ancora più difficili da fronteggiare. Ed è il momento della rassegna stampa siciliana con Angelo Gagliano. Allora, cominciamo con il giornale di Sicilia. In prima pagina il terribile schianto verificatosi all'alba, erano le 4 del mattino di domenica, 3 giovani vite spezzate. Intanto si mettono insieme i due fatti e i due incidenti. Sangue sulle strade siciliane nel weekend d'estate, sulla Palermo-Sciacca morti un bimbo di 16 mesi ed una ragazza di 20 anni, a Milazzo è deceduto un 16enne. L'auto è finita sul guardrail all'altezza del bivio di Giacalone, è grave la donna alla guida che era la madre della piccola vittima, verifica adesso sul tasso alcolemico. E le reazioni a San Giuseppe Iato è lutto. La statale dicono è piena di pericolo, la famiglia distrutta era originaria del Marocco, la ventenne si era diplomata a Partinico, questo è il titolo principale. Su questo torneremo più avanti con gli altri quotidiani, non solo regionale. Rimprovera ai ragazzini, è stato pestato dal branco, è successo a Palermo, nella zona del Teatro Massimo. Altro caso di movida violenta per un 30enne, frattura del naso, ha girato un video e fortunatamente gli autori di questa aggressione sono stati comunque identificati, sono tutti del palermitano. Poi ancora pagamenti lumaca dei comuni siciliani, soldi ai fornitori, report della CGA di Mestre, la siccità e gli altri disagi in 3 province, protesta da Agrigento, Marsala e Riesi. E ancora le aggressioni a Raffadali, ha litigato con il suocero, ferito con l'ascia, un operaio ricoverato in ospedale, l'incontro con il parente doveva dirimere contrasti familiari, ma in realtà non è stato così. Poi la fotonotizia in prima pagina, oggi ci riporta gli europei di calcio, l'Italia di Spalletti cambia, con la Croazia ci vuole più sostanza, probabili novità in tutti i reparti per la partita di questa sera, agli azzurri basta un pareggio per andare agli ottavi. E poi il fenomeno Sinner che continua, vittoria anche sull'erba, festa pure per il doppio Vavassori-Bolelli, insomma un momento che certamente dà lustro all'Italia. Sul mercato il portiere Cercasi, corteggiato Funignati, siamo ovviamente a Palermo. Questa è la prima del giornale di Sicilia. Adesso vediamo
la Sicilia con, vedete, in primo piano i due fatti più importanti. Da una parte l'incoscienza, guida ubriaca e si schianta nel palermitano, muore il figlio di 16 mesi alla zia che lo teneva in braccio, e poi dall'altra parte c'è il coraggio, così scrive la Sicilia. Onda travolge 2 ragazzini a Mascali salvati dall'intervento di 5 bagnanti. Questi sono i 2 fatti in primo piano questa mattina. Poi le altre notizie, fra poco andremo ad approfondire questi fatti che stiamo vedendo. Intanto l'autonomia, parte l'iter per l'esame del Quirinale, una legge complessa, la riforma contestata, l'emergenza rifiuti, il risico delle discariche per evitare il collasso, Enna tra le alternative, e poi ancora misteri per le stragi del 92. Domani le verità di Avola su Capaci e Via D'Amelio, il PM scava sulle altre piste. E ancora anche qui i 2 fatti diciamo di sport. Stasera c'è Italia-Croazia, siamo agli europei, CT o si fa risultato o addio agli europei, Sinner e il doppio Bolelli-Vavassori trionfano ad Ella. Questo è quello che scrive la Sicilia. Ora andiamo alle pagine interne, partiamo proprio da questo terribile schianto che c'è stato sulla Palermo-Sciacca. Ubriaca alla guida, uccide 2 persone, il figlioletto di 16 mesi e la zia ventenne. Incidente autonomo è avvenuto all'alba di ieri a Messina, è morto un ragazzo di 20 anni in scooter, è finito contro un albero. E questa stessa notizia viene ripresa anche a livello nazionale. Siamo sul Corriere della Sera. La strage sulle strade, un bimbo di 16 mesi tra i 9 morti. Qui si fa un bilancio complessivo degli incidenti avvenuti non solo nella nostra regione ma anche in altre, ad esempio in Friuli Venezia Giulia. Anche il Messaggero, vedete, torna sulla notizia: ubriaca al volante, uccide nello schianto il figlio di 16 metri a Palermo, di 16 mesi, e nell'impatto con il guardrail è morta la zia ventenne che aveva il bimbo in braccio, ferite gravemente la madre e anche un'amica. Avevano trascorso la serata in un pub. Questo è il racconto di quanto accaduto. Sulla strage, su questi incidenti avvenuti, c'è anche il titolo, la pagina interna della Gazzetta del Sud: con lo scooter contro l'albero muore sedicenne. Si parte qui dalla vicenda di Milazzo, ma intanto la tragedia sulla Palermo-Sciacca, sulla 624 perdono la vita una ventenne e il bimbo, per l'appunto, come detto, di 16 mesi. Le altre notizie, tornando sulle pagine interne della Sicilia, si parte dall'autonomia, che adesso è raggi X del Colle, la legge complessa, serve tempo, la riforma, Forza Italia si propone come garante del Sud, osservatorio sulle regioni, così dicono da Forza Italia, mentre invece sulle stragi del 92 domani sarà sentito Avola, Caltanissetta, il killer catanese dovrà rispondere alle domande del GIP su Via D'Amelio e Capaci. I PM hanno chiesto di archiviare le inchieste, ma il giudice Santi Bologna vuole scavare ancora. Questo è dunque la situazione. Le pagine che invece trattano della città di Catania, come vedete, i mercati storici alla prova del 9, abbiamo sentito prima l'appello del sindaco: bisogna rispettare le regole sul conferimento, altrimenti da domani saranno chiusi. L'emergenza di scarica in attesa della soluzione al problema: oggi gli operatori della fiera e della pescheria lavoreranno normalmente, ma il sindaco Trantino detta le condizioni, basta con gli scempi. E ancora invece i solarium presi d'assalto, qui siamo chiaramente all'estate che ormai è esplosa. Finalmente Mare per Tutti, aperte da ieri le terrazze sul lungomare, attiva la discesa per i disabili. Sempre sulle pagine interne, vedete qui c'è l'appello del sindaco Trantino: nuove regole per la fiera e la pescheria, faccio appello al buonsenso, resteranno aperte ma a precise condizioni, polemiche per il mancato rispetto dell'ordinanza sui mercati domenicali. Ci riferiamo chiaramente ai mercati rionali e anche al mercatino delle Pulci. E come vedete Piazza Montessori, oggi stop forzato, ma gli operatori saranno sul posto perché è
difficile poter garantire poi la pulizia al termine del mercatino. La Gazzetta del Sud, apertura che è tutta dedicata proprio a Messina, il viadotto Ritiro, apertura il 26 luglio, questa è la domanda, tutto dipenderà dall'esito dei test che scatteranno venerdì prossimo, c'è una data obiettivo per la fine dei lavori e per chiaramente la consegna definitiva. Ancora i rifiuti però a Taormina, rifiuti dimenticati davanti al teatro antico, e centinaia di foto fanno il giro del mondo. Certo non è una bella cartolina per la nostra regione, poi per Taormina, che certamente è una delle località più ambite. A Messina, Tari, oggi le graduatorie delle esenzioni, questo è un fatto importante per la città dello Stretto. E andiamo nelle pagine interne della Gazzetta del Sud. Vedete, viadotto Ritiro, un mese alla liberazione, venerdì gli ultimi test e poi l'apertura il 26 luglio fino a giovedì, previsti gli ultimi ritocchi, poi 4 giorni di prove di carico. La parola andrà al collaudatore alla fine del mese prossimo, chiaramente luglio, la fine dell'incubo. Questo è quello che si augurano chiaramente a Messina, e il cronoprogramma dovrebbe essere proprio rispettato. Poi un appendice con lo sport regionale, partendo ovviamente dal Catania per quanto riguarda la Serie C. Parliamo di calcio, abbiamo parlato già della nazionale, le possibili conferme e nuovi arrivi. Il DS Faggiano ha già pronte alcune operazioni, in porta il nome nuovo è Marius Adamovis. Fra i difensori Castellini e Quaini dovrebbero restare. A centrocampo piacciono De Rose e Capomaggio, vanno verso la conferma Cicerelli e Zammarini. In attacco Corazza, Manconi, Anastasio, Artistico fra i principali obiettivi. Questo ovviamente è quello che dice Radio Mercato in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva. Prima di chiudere andiamo anche a Messina, e vedete Messina, futuro aperto a più strade. Saltata la trattativa con i cinesi rappresentati da Minore, con una botta e risposta tra le parti. Restano però vivi i contatti con un altro gruppo, operazione blindata, ma emerge fiducia. La proprietà non chiude la cessione, ma si sta muovendo per farsi trovare pronta in caso di prosecuzione della gestione. Questa è la situazione ovviamente per quanto riguarda, diciamo, i fatti della nostra regione. Bene, tra poco continueremo con la rassegna stampa nazionale, state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa di quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Allora, stamattina la prima pagina che andiamo a vedere per aprire la nostra rassegna è quella del Corriere della Sera, che parla sì delle elezioni amministrative, c'è il turno di ballottaggio, vedete sfida, eccolo qui, il titolo: nelle città per i ballottaggi, affluenza in calo, autonomia, la lente del Colle sulla riforma, oggi verdetti per i sindaci, i seggi saranno aperti sino alle 15, ricordiamo che in Sicilia si vota a Caltanissetta, si vota a Gela e anche a Pachino. E poi invece le altre notizie che arrivano dall'estero: Russia, attacco dei terroristi, morti in chiesa e in sinagoga, tra le vittime ci sono un prete e 8 poliziotti, ci sarebbe l'ombra dell'ISIS con ogni probabilità forse dietro questo attentato, secondo quelle che sono le prime indiscrezioni. E poi invece c'è questa fotonotizia che abbiamo già visto comunque su altri quotidiani: Yannick vince anche sull'erba stasera, gli azzurri, Sinner trionfa, e l'Italia-Croazia forse tocca a Retegui, vedremo se stasera Spalletti, come pare sia intenzionato, darà fiducia al centravanti italo-argentino. Questa la prima pagina del Corriere che lasciamo, e adesso andiamo su Repubblica. In taglio alto la Repubblica stamattina ha l'autonomia, i dubbi del Quirinale, la legge Calderoli va al vaglio nel giusto tempo. E c'è un'intervista al governatore del Veneto, Zaia assicura il Sud non sarà abbandonato, queste sono le sue parole. Ma intanto l'incontro tra Meloni e Orban, trame nere contro l'Unione Europea, scrive Repubblica, la Premier riceve il leader ungherese in vista dell'Eurosummit di giovedì, pressing
per farlo entrare nei conservatori. L'obiettivo è rinviare il pacchetto delle nomine a Bruxelles, ma a Strasburgo l'ultradestra si spacca in 4 gruppi. Intanto sui ballottaggi l'affluenza al 27%, capoluoghi al centro della sfida. Dall'estero, fra poco vedremo dunque le notizie che arrivano anche dall'estero, perché vedete l'ISIS fa 10 morti, assalto a chiese e sinagoghe. Poi invece le altre notizie, la strage di Ustica sui tracciati radar, Parigi mentì a Roma. C'è un'intervista nelle pagine interne con un impiegato, con un addetto proprio ai radar di quella notte. Processo Lumaca, gli spettatori di Satnam, sarebbe questo processo fermo da circa un anno. E poi vedete ancora una volta la fotonotizia con Sinner, primo trionfo sull'erba, Wimbledon, sto arrivando, questo è il suo messaggio, l'interpretazione è questa fatta da Repubblica. Ora La Stampa, le nomine per l'Unione Europea, Orbán a Roma, i popolari aprono a Meloni, Weber, priorità alla difesa dei confini, Fratelli d'Italia, tutti vogliono un accordo, vertice tra la premier e leader ungherese, via libera, affitto commissario, così almeno scrive La Stampa. E poi la guerra in Ucraina, Kiev, raid in Crimea, uccisi 3 bambini, Mosca contro gli USA sono responsabili per questo attacco che ha toccato anche una spiaggia. E poi ancora la fotonotizia di questa mattina, Visione Marina, parla l'artista serba premiata all'Accademia Albertina di Torino. I'm not God, non sono Dio, sollievo in sala. Marina Abramovic esordisce così davanti agli studenti dell'Accademia. E poi ancora leggiamo sulle prime pagine questa mattina con il Messaggero, Meloni verso il sì a Ursula, l'apertura scelta dal quotidiano romano. Settimana decisiva per le nomine all'Unione Europea, Premier pronta a dare il via libera alla von der Leyen, Fitto in pollo commissario al bilancio e alla coesione, stasera Orbán a Palazzo Chigi. Vedremo che cosa succederà in questo colloquio. Pensioni in cantiere per quota 41, assegno anticipato e ridotto. Questa è un'idea su cui starebbe lavorando il Tesoro, cioè quindi il Ministero. Ci sarà il tavolo oggi sul PNRR. E poi ancora altre misure contro il sovraffollamento delle carceri, l'emergenza, decreto in Consiglio dei Ministri, iter veloce per uscire e anche per degli sconti di pena. Ma intanto a Latina l'inchiesta sugli sfruttatori è ferma da un anno, come dicevamo a proposito della morte del bracciante indiano. Nel 2023 chiusura indagini sul titolare di Satnam, la prima udienza fissata solo per il prossimo luglio. E vedete l'erba di Sinner, prima di Wimbledon, il numero 1 non aveva mai vinto sul prato e dunque un successo importante per lui. Andiamo a vedere adesso altre prime pagine per questo lunedì mattina e vediamo la prima del Sole 24 Ore, un titolo green per il Sole 24 Ore, sostenibilità, questo è il titolo, consumi green dal cibo ai vestiti, trend in crescita. Nel mondo il mercato delle proteine vegetali vale 29 miliardi di dollari, più 34% rispetto al 2019, fibre da frutta nella moda, componenti vegani per la cosmesi, ma i numeri sono ancora bassi. Questo è l'inchiesta fatta dal Sole 24 Ore. Salva Casa, decise le regole locali, piani regolatori e leggi regionali possono facilitare alcune regolarizzazioni e staremo a vedere in che cosa consisteranno. Intanto il 730 misura inflazione e tassi, crescono i mutui, affitti anche medicinali, questo viene fuori dalle dichiarazioni dei redditi degli italiani. Poi il Giornale è un'autocelebrazione, un compleanno per il giornale, sono 50 anni, questo è il titolo. Oggi, mezzo secolo fa, Montanelli e i suoi giornalisti realizzavano il primo numero, in regalo un inserto di 64 pagine per rivedere tutta la storia. E ancora Tajani
con un messaggio alla von der Leyen, guida la svolta europea, conservatori nel governo. E poi le armi fornite all'Ucraina, missili su Sebastopoli, 4 morti, la Russia accusa gli Stati Uniti per quanto accaduto per l'appunto a Sebastopoli. Dal giornale al Fatto Quotidiano il titolo: Kiev attacca la Crimea con i missili degli Stati Uniti, morti in 5 fra cui 3 bambini. Sul caporalato il governo dice no a premiare chi denuncia gli schiavisti. E poi invece la notizia più importante, quella sulla giustizia, i disastri di Nordio, bugie e leggina svuota carceri, il ministro mente sull'abuso d'ufficio in Unione Europea e annuncia nuovi bavagli. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Siamo adesso invece sul Libero. L'incredibile Salis, occupare e resistenza, non lascia ma raddoppia. Ilaria insiste sulla strategia degli abusivi, il PD non prende le distanze e si capisce perché da atti e documenti politici del partito della Schlein. Ma intanto la fotonotizia: Macron resta, i voti vanno da La Pen, Francia verso le elezioni, Marine vola nei sondaggi. Questa è la sintesi, si voterà, lo ricordiamo, il 30 di questo mese in Francia. Poi le altre notizie, vedete, libertà di stampa a giorni alterni, Fratoianni, il finto antifascista che insulta il Tempo e i giornali, schifezza sarà lei, questo è il titolo scelto in prima pagina dal Quotidiano Romano. Il segretario di AVS attacca il quotidiano per la copertina su Samaoro e Salis, Sposetti va all'attacco, candidatura da controsenso, ora usano l'immunità quelli che la contestavano, questo è. E poi vedete il missile ucraino anche qui in Crimea, Mosca accusa gli Stati Uniti, l'attacco in una chiesa e anche in una sinagoga c'è stato un attentato. Questa è un'altra storia, quello che avviene in Russia. La prima pagina della Nazione, anche qui missile sulla Crimea, Putin accusa gli Stati Uniti, raid di Kiev contro la spiaggia di Sebastopoli, morti e feriti, Mosca, l'America è responsabile, i russi bombardano i condomini di Kharkiv, Israele verso lo sciopero generale, arresti nei cortei contro il governo, il leader di Hamas rinvia la tregua, spera che la guerra si allarghi anche al Libano. E poi guida ubriaca, morti figlia e cognata, Palermo, auto procede a forte velocità ed esce di strada, il nuovo codice che inasprisce le multe attende ancora l'approvazione. Sul caporalato si sconfigge pagando il cibo al prezzo giusto, è un'intervista che il quotidiano di Firenze per l'appunto propone nelle pagine interne. Oggi ballottaggi, sarà il verdetto in 105 comuni. E chiudiamo con la prima pagina, abbiamo lasciata per ultima, dalla Gazzetta dello Sport, in omaggio praticamente alla partita di questa sera per l'Italia, per l'appunto alle 21 la Croazia, ci giochiamo gli ottavi, il titolo sul tricolore con un cuore, siamo l'Italia, questo è quello che dice la Gazzetta. In attesa della partita di stasera, fra pochissimo noi parleremo del boom di turisti che c'è già in Sicilia, malgrado la crisi idrica, il gran caldo, ma intanto diamo un'occhiata appunto al meteo di oggi e poi dopo ci ritroveremo insieme. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna di molta variabilità nelle regioni centro-settentrionali, dove una zona di bassa pressione genera acquazzoni e temporali improvvisi, meglio al sud. Per quanto riguarda Sicilia, infatti, situazione tranquilla con cielo sereno, poco nuvoloso. Qualche nuvoletta si farà vedere in giornata, soprattutto versante tirrenico e settori occidentali dell'isola, ma senza particolari conseguenze. Anche come temperature si starà bene, punte massime fino a 30-31 gradi, quindi caldo sì, ma un caldo giusto per essere a fine giugno. Un'occhiata anche alla giornata di martedì, che vedrà sulla Sicilia sempre tempo bello, magari un minimo di variabilità nel messinese, ma davvero senza grandi fenomeni. Anche la ventilazione non sarà particolarmente sostenuta e le temperature di questo martedì rimarranno anche loro più o meno in linea con le medie del periodo, valori massimi al più fino a 31-32 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre località, aggiornato, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
Non c'è crisi idrica che tenga, che pure è una cosa seria di cui bisogna occuparsi, perché comunque in Sicilia è già boom di turisti quest'estate. È così, vero Mario Barbaro, agente di viaggio? Assolutamente sì, fortunatamente la nostra amata terra è sempre ben richiesta dai turisti di tutto il mondo, tantissimi sono i turisti che cercano il nostro mare, che lo amano nonostante le difficoltà appunto idriche o comunque di altra natura, di gestione. Vediamo la nostra costa sabbiosa che sta dovendo fronteggiare questo problema. Qua c'è proprio un pienone. Esatto, però nonostante da Ferragosto proprio. Nonostante tutto comunque il turismo cresce ogni anno sempre di più da dove il Covid ci abbiamo avuto questa grande ripresa che magari non ci si aspettava così rapidamente, ma che comunque i numeri stanno confermando. Ma sono in crescita anche rispetto all'anno scorso? Sì, sì, assolutamente sì. Assolutamente Dove già sì. l'anno scorso c'era stato un boom. Un boom e quest'anno naturalmente un attimino un po' più rallentato rispetto al 2022-2023, ma l'importante diciamo che bisogna crescere e lo stiamo comunque facendo. C'è una scoperta o riscoperta non soltanto delle coste, come giustamente diceva lei, dei come dire, luoghi storici più famosi, ma anche delle saghe e delle feste, è vero, nei paesi, sì, nelle località anche meno conosciute, sì, piacciono moltissimo. La nostra cultura, diciamo, la nostra storia è richiesta. Vedi i numeri dell'infiorata di Noto, delle feste religiose che durante l'estate sono sempre più proliferate. Ecco, devo dire che sono delle attrazioni che richiamano il turista. Naturalmente noi il nostro il plus è il mare, quindi certo, principalmente si viene per questo, però ecco, anche questo è un modo per attirare la clientela. Noi abbiamo dei dati naturalmente ancora provvisori perché certo, siamo soltanto agli inizi, ma insomma si calcola che negli aeroporti sono attesi in Italia da giugno a settembre 1,6 milioni in tutto il paese, e per quanto riguarda la Sicilia arriveranno più o meno quanti turisti si calcolano? Ma diciamo siamo nell'ordine dei 300.000, voglio dire, il nostro aeroporto è il terzo più importante d'Italia, dopo Roma, Fiumicino e Malpensa, il terzo aeroporto, e quindi ci si spera sempre, anzi, che si possa crescere. Quindi c'è un aumento probabilmente un aumento degli arrivi, e che soprattutto magari ci sia un investimento da parte delle compagnie aeree che possono portare quanto più voli nella nostra terra, anche per dare più possibilità a noi catanesi di poter anche possibilmente senza da prezzi altissimi, eccetera. Da dove vengono i turisti soprattutto? Allora, molti sono del centro Europa, quindi Francia, Spagna, tedeschi. I tedeschi sono veramente tanti, ci amano tanto, e poi anche le crociere. I turisti che scendono dalle navi di crociere comunque sono un bel numero, una bella fetta, che riempiono la città, ma basta vedere appunto il centro storico della città che è pieno di turisti tutti i giorni della settimana. Ecco, un problema che si sente un po' in tutte le città in giro, si dice ma c'è il turismo mordi e fuggi, quindi questi che consumano poco. Quanto tempo si fermano mediamente i turisti che vengono in Sicilia? Mediamente è una settimana. Che non è poco per niente. Che non è poco. Però una settimana, diciamo, dislocata all'interno di tutta la Sicilia, ecco, non per esempio solo sulla parte orientale, certo, però chi arriva magari sulla costa orientale poi si trasferisce e riparte magari da Palermo. Per esempio un itinerario che viene chiesto tanto è l'arrivo a Catania e poi passando per Siracusa, Ragusa fino ad arrivare alla costa palermitana, e poi si riparte da Palermo. Circa una settimana. Non abbiamo parlato degli americani, che anche gli americani sono forti. Sì, anche gli americani. Quello che giustamente magari li penalizza sono un po' i voli, perché per arrivare comunque dagli Stati Uniti bisogna comunque fare uno scalo in un'altra qualsiasi città italiana, che sia Roma, che sia Milano, che sia Venezia, ecco, e poi arrivare qui in Sicilia. Ma secondo lei che è un esperto, voli diretti avrebbero una consistenza anche economica? Sì.
sì, assolutamente sì. Cioè le compagnie non se ne rendono conto. Magari possono essere altre le difficoltà più che non rendersene conto, perché per esempio l'atterraggio di aerei più grandi ancora nella nostra pista non è fattibile, e quindi questo potrebbe permettere anche a Boeing o comunque a aeromobili più grandi di poter atterrare e quindi fare magari dei voli Quindi intercontinentali. ci vorrebbe una seconda pista No, o una un pista più ampliamento? lunga, una pista più lunga, in modo tale da dare possibilità a questi voli intercontinentali di atterrare direttamente in Sicilia e quindi essere ben più oltre i prezzi più bassi. Questo è un punto importante che speriamo si tenga presente da parte di chi... Ci sono tanti progetti di ampliamento della pista, non se ne parla certo da adesso, quindi speriamo che prima o poi questa cosa possa essere realizzata e dare anche questa possibilità. Perché avrebbe un effetto immediato, non è una cosa così teorica, dice sì, No. in linea di principio potrebbe, Si potrebbe aprire proprio arrivano. Si potrebbe aprire veramente il mondo sia dalla parte orientale che dalla parte occidentale, ecco. quindi non soltanto gli Stati Uniti ma anche la parte asiatica, la parte comunque indiana, perché anche quelli sono tanti clienti indiani che decidono di venire in Italia. Altrimenti, a parte Fiumicino, dov'è che possono fare scalo? Malpensa, Verona, Bologna, queste sono diciamo le città più richieste, abbastanza... e poi devono prendere un volo interno. È giusto. Beh, venendo a una classifica italiana, la Sicilia fra le regioni a che livello si colloca per affluenza turistica? Ma siamo sul quarto, quinto posto, naturalmente in estate, perché magari d'inverno soffriamo un po' di più, dopo il Lazio, dopo la Lombardia o il Veneto e la Puglia. La Puglia è fortissima, La Puglia pure è fortissima. E gareggiamo noi con la Puglia. Esatto, insieme alla Sardegna comunque, perché la Sardegna ha sempre un suo fascino, nonostante i costi comunque siano molto più alti rispetto a noi siciliani. Parliamo degli italiani invece, gli italiani che fanno? Gli italiani preferiscono ancora il mare d'estate, il catanese comunque, o comunque il siciliano preferisce il mare, quindi le isole greche sono veramente ambite, da Rodi a Creta. Esatto, andiamo in Grecia, Rodi, Creta, Santorini, queste sono bellissime, ottime. E poi quest'anno c'è stato un boom, tant'è vero che è quasi tutto già pieno, per Sharm, che è stata presa. Ma ancora è da un po' che c'è Sharm el Sheikh. Sì. Però ogni anno è sempre di più, sempre di più, tant'è vero che già adesso stiamo avendo già difficoltà nel prenotare, nell'avere disponibilità per il mese di luglio e di agosto. E secondo lei perché? È vero che c'è un mare sotto fantastico, si vede quello che non si vede da nessun'altra parte del mondo, vabbè, ma qual perché è la anche ragione? loro si stanno comunque diciamo aprendo al turismo molto più rispetto a quanto era prima, stanno nascendo anche delle nuove località, piccoli centri come Nabac, che quindi danno un'ulteriore possibilità anche a chi già c'è stato di ritornarci e vedere altro. E poi la Turchia comunque, Istanbul e il Cammino delle Fate è un altro... Il Cammino delle Fate, è suggestivo sentirlo solo il dire. nome, è un'altra meta che viene veramente richiesta tantissimo. Bene. Invece parliamo della Sicilia, qui da noi le località più amate e più frequentate dai turisti, sia italiani che stranieri. La zona del Siracusano, quindi da Fontane Bianche, Arenella, Marina di Ragusa, quindi un po' spingendoci un po' più giù, hanno la richiesta maggiore, per poi arrivare dal punto di vista di San Vito Lo Capo, Cefalù, Erice. Ecco, queste sono le due zone più richieste. Quindi sud-est e poi Palermitano. E nord-ovest, esatto. Quelle sono le due zone che il turista, sia locale che comunque internazionale, ci richiede quando vengono in Sicilia. Anche perché sono inserite nei tour operator, come dite voi, oppure perché sono suggestive, sono bellissime. Però... Perché hanno magari anche una ricettività che dà possibilità di ospitare molte più persone. Per esempio il nostro mare, la nostra costa ionica non offre villaggi turistici che magari potrebbero attirare le famiglie, cercano il villaggio, i villaggi.
Sì. Perché con le famiglie si sta più tranquilli. Tu vai lì, rimani lì, esatto. hai un servizio di pensione completa, hai un servizio spiaggia, hai un'animazione e dai la possibilità comunque di spostarti e visitare anche qualcosa. Ecco, questo è quello che un po' manca nelle nostre zone, mancano quei villaggi, perché abbiamo tanti alberghi, tanti B&B, no. tante case vacanze che oggi si stanno... Ma i B&B vanno forti comunque, vanno no? fortissimi, vanno fortissimi. Però chi ha famiglia cerca anche qualcosa per intrattenere i ragazzi, i bambini, dove l'animazione, dove comunque il nostro cibo comunque che è buono è un'altra attrattiva. Cioè, il relax completo, perché i genitori non devono più stare con l'apprensione, Esatto. oppure sempre... Ho una settimana e mi voglio rilassare, mi voglio riposare in quella settimana. Certo. Avendo magari un B&B o un albergo, questo ti porta poi a cercarti comunque il lido, a cercarti la spiaggia e farti anche una gitarella magari un po' fuori uno, perché contemporaneamente magari esce un po'. Comunque la Sicilia è in pieno boom, l'abbiamo anche osservato le cose che si potrebbero fare in più, i villaggi, l'altra pista che prima o poi arriva, o il prolungamento della pista. Scusi. Noi operatori del turismo ce lo auguriamo. E quindi ringraziamo molto Mario Barbaro, che è agente di viaggio, che ci ha un po' aperto gli occhi su come le cose funzionano benissimo per quanto riguarda il turismo e quello in meglio che si potrebbe fare ancora. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro, avrà parecchio da fare, la lasciamo ai suoi turisti. Va bene, intanto noi tra poco parleremo dei piccoli grandi guai che toccano i turisti con sto vermocane che purtroppo nelle nostre coste fa capolino fin troppo spesso, il vermocane. State con noi, buongiorno Sicilia. Oggi abbiamo due ospiti molto graditi, Giuseppe Lazzaro D'Antuso, autore, giornalista, collega, quindi bentornato. Grazie. E poi Angelo Agosta, regista e attore. Loro sono i responsabili, le cause di Miciu e Cirano sulla Luna, questo spettacolo che vedremo giovedì 27 e venerdì 28 a Catania, al centro polifunzionale di via Zurria. Angelo è il regista, ma è anche uno degli interpreti. Giuseppe Angelo D'Antuso è il colpevole, diciamo. Come sempre. Senti, ma chi sono Miciu e Cirano che vanno sulla Luna? Chiedere a Catania chi è Miciu è inutile, un errore è blu. superfluo. Perché Miciu è Miciu Tempio, Domenico Tempio, poeta notissimo come poeta erotico. Ma in realtà noi in questo spettacolo parliamo pochissimo di Tempio come poeta erotico. Puntiamo tutto invece sul suo lavoro di denuncia, in particolare di del suo poema epico che si intitolava La carestia. La carestia. E quindi è autore di cose ben consistenti. Ma che rapporto c'è fra Miciu Tempio e Cirano, che immagino sia Cirano di Bergerac o no? Allora, è Hercule Savignan, eccetera. Però molti hanno l'idea di un Cirano che è quello di Rostand. Sì. Quindi naso quello lungo, teatrale, il Rosanna, naso lungo, eccetera. Aveva davvero il naso Rosanna. lungo. In realtà il vero Cirano fu il primo scrittore di fantascienza d'Europa. Scrisse Gli stati e gli imperi della Luna e immaginava di salire fin sulla Luna grazie a una cintura con delle ampolle dentro cui c'era la rugiada. Fantastico. Quindi, poi arriva sulla Luna e scopre tutta una serie di meraviglie tecnologiche, per esempio l'audiolibro. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Certo, l'ha messa a dura prova. Beh, sì. Non è facile stargli dietro. No, anche l'invenzione stessa di fatto era, perché raccontiamo l'antefatto, eravamo al telefono, chiacchieriamo sempre di tante cose, di diversi livelli, dal più basso al più alto, e
a un certo punto della discussione mi dice: ma cosa accadrebbe se Micio Tempio e Cyrano de Bergerac si incontrassero dopo morti sulla Luna? Giuseppe, non lo so, scrivilo. Eccoli là, fantastici, guardate. Esatto. Fantastico. E quindi lei chi dei due? Sarò Cyrano de Bergerac, accanto a me ci sarà Andrea Balsamo, il regista assistente Agnese Failla, i costumi, gli elementi scenici sono di Meno Nemo e la produzione di Buongiorno Sicilia, nota anche per l'inferno di Dante, alle gole e questi Ma si ride e ci si commuove, è vero? Tutte e due? Entrambe le cose, perché in realtà è un contrasto fra due persone che sono estremamente simili e molto diverse. Perché entrambi, per esempio, fecero studi da prete, entrambi sono considerati libertini e entrambi per tutta la vita fecero la fame. Brevissima la vita di Cyrano, che muore a 36 anni dopo aver contratto il mal francese e avere avuto altri guai di ogni tipo, è un agguato, compreso probabilmente un agguato proprio dove è morto, che lo racconta anche Rostand, questa trave che lo colpisce in testa. Povero. E lui, prima di morire, dice: un raggio di luna mi ha colpito, adesso vado. Bellissimo. E quindi sulla Luna poi, però dalla Luna ci guardano. Guardano le eruzioni dell'Etna, guardano i fuochi di guerra in Europa. Perché? Attualissimo, i fuochi di guerra in Europa. No, ma non solo, è attualissimo anche per altro, perché prima parlavamo per esempio della carestia. Nel 1798 il popolo catanese, devastato dalla fame, fece la rivoluzione e questa viene descritta nella carestia. Questa rivoluzione, l'assalto ai forni, eccetera, deriva dal fatto che ci fu una terribile siccità. E anche qui torniamo all'attualità strettissima. Caspita. Il popolo venne affamato e quindi fece questa rivoluzione. Probabilmente oggi Tempio non avrebbe scritto la carestia, avrebbe scritto l'autonomia differenziata. Malizioso. Malizioso. No, però voglio dire, il dibattito che oggi c'è lo riscontriamo. Certo. Cioè ci sono tanti punti d'attualità in questo bellissima poema. questa riscoperta o scoperta in toto dei punti di attualità di due personaggi che appartengono al nostro passato, e anche per la regia deve essere anche una invenzione continua. Beh sì. Beh, lui ha fatto una cosa interessantissima con la spazzatura. Che ha fatto? Oggi giornata, attenzione, sì, siamo attenti che abbiamo la discarica di Lentini chiusa. Ma il teatro deve comunque sempre parlare agli uomini del proprio tempo, quello deve fare un autore, quello deve fare un teatrante. Nel racconto, nel testo si racconta che loro trovino degli oggetti anche della modernità, della tecnologia, e li trovino sulla Luna. Come ci arrivano? Ci arrivano perché il consumismo, perché questo modo di utilizzare gli oggetti, di abusare degli oggetti e di buttarli quando ancora sono buoni, possiamo ancora riutilizzarli. Lo spreco, E allora lo spreco, tutto questo spreco, abbiamo riempito la terra e inevitabilmente non ci basta la terra e andiamo a colonizzare con la nostra immondizia, con la nostra spazzatura anche i satelliti e gli altri pianeti. Un segreto te lo svelo. Guarda che Micio Tempio ha con sé uno smartphone. No. E sa usarlo. Ah sì, Sì. E scusa, curiosità, e con chi comunica? Apprende notizie. Ma questo non ti posso dire di più perché sveleremo. C'erano già i social ai tempi sulla Luna di Micio e Cyrano. Beh, fantastico. Dei personaggi storici rimane qualcosa oppure tutto ex rinnovato? C'è tutto e non c'è niente, nel senso che questi personaggi sono stati spogliati e rivestiti. E viene fuori prepotente l'umanità di entrambi. La collera, per esempio, hanno opinioni opposte riguardo alla guerra. Cyrano vuole la guerra, dice, a proposito dei fuochi di guerra in Europa, finalmente. L'altro dice, in guerra si baciano solo i morti.
Ha ragione. Quindi da questo contrasto però quello che poi emerge è una grande umanità di entrambi, la grande umanità di entrambi. Senti, ma come ti è venuto in mente Non ho fatto uso di sostanze psicotrope, lo voglio dire chiaramente. Questo chiariamolo assolutamente. Vogliamo raccontare la verità. Raccontiamo la verità. C'è un periodo che è quello in cui sto per svegliarmi, ma non mi sono ancora svegliato ogni mattina, in cui mi vengono fuori queste idee ma è bellissimo, un po' balzane, ma da sempre le cose che ho scritto, e ne ho scritte tante, alcune delle cose più curiose mi sono venute fuori proprio in questo limbo. Bellissimo. E quindi in questo limbo tu ti sei immaginato? Sì, ho messo insieme questi due personaggi chissà come. Micio Forse qualcuno me lo ha suggerito, forse Micio, forse Cirano, forse entrambi. Beh, è stato un'intuizione fantastica questa qua. Sì, un'intuizione. Direi. In attesa e molto, dal punto di vista del regista, dal punto di vista dell'attore, molto sfiziosa perché sono due personaggi che in realtà per quale motivo devono stare insieme su un palcoscenico nello stesso momento. O sulla Luna, entrambi si chiedono ma che ci facciamo qui? Nella finzione, nel gioco della finzione perché sono sulla... Perché lui la mattina c'è questi 5 minuti di epifanie Ma è geniale, devo dire, è bellissimo. Cos'è un dormiveglia? Sì, un dormiveglia. Beh, dormiveglia estremamente creativo, complimenti. Micio e Cirano sulla Luna, Giuseppe Lazzaro Danzuso, Angelo D'Agosta, giovedì 27, venerdì 28 al Centro Polifunzionale di Via Zurria. Grazie per essere stati con noi, in bocca al lupo, come si dice, attori e registi. Noi adesso facciamo una breve pausa e poi dopo ci occuperemo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Eccolo qua, questo qui è il vermocane, orribile vermo marino urticante, voracissimo, carnivoro, dotato di aculei con tossine urticanti, predatore insaziabile. Vabbè, basta adesso però, rientriamo in studio e buongiorno Sicilia, ne vogliamo parlare anche per, come dire, un po' contenere la preoccupazione e capire un po' meglio. Riccardo Strada, che è biologo marino ed è direttore dell'area marina protetta delle isole dei Ciclopi. Allora, ho detto fesserie descrivendo il vermocane? No, in realtà non ha detto nessuna fesseria. Vediamo di ridimensionare un pochino il problema e l'allarme, che è sostanzialmente immotivato. Nel senso che il vermocane è un polichete che è sempre stato presente in queste acque. Quindi c'è sempre stato? In questa zona del Mediterraneo c'è sempre stato. Adesso noi abbiamo una proliferazione, cioè ne abbiamo di più. E perché ne abbiamo di più? Perché questo è un animale che sta molto bene nelle acque calde. Eccolo. La sua distribuzione è nell'Atlantico lungo le coste africane, nella costa sud del Mediterraneo, e con la tropicalizzazione dovuta all'innalzamento delle temperature per i cambiamenti climatici, la temperatura dell'acqua del Mediterraneo negli ultimi 20 anni è cresciuta di un paio di gradi. Caspita. E sono giusto quelli che hanno portato questa zona a essere, come dire, scusate l'italiano un po' approssimativo, ancora più ideale per il vermocane, nel senso che quando l'acqua arriva intorno ai 25 gradi il vermocane sta. Cioè, non ci fai soltanto la pasta, ma ci fai anche il vermocane. Non consiglio di fare la... Ah, ecco, con l'acqua, dicevo. Con l'acqua. Non consiglio di tentare di farsi il vermocane. No, assolutamente. Chi colpisce realmente il vermocane? Allora, il reale problema, perché un problema c'è, è legato ai pescatori, alle attività di pesca, perché il vermocane di per sé è un divoratore di carogne, è uno di quegli spazzini del mare che sono utilissimi perché quando muore un pesce, muore un organismo, ci sono questi organismi che si pappano tutto quello che c'è e non lasciano immondizia.
Il punto è che il vermocane è in una fase successiva, cioè è anche abituato ad aggredire gli animali morenti, quindi è anche in qualche modo un predatore. Non preda gli animali in salute, ma quando un pesce è un po' in difficoltà e ha scarsa mobilità, si muove, si dibatte un po', i sensori dei vermocani se ne accorgono e da lì viene aggredito. È finito. E questo succede purtroppo anche con i pesci che sono intrappolati nelle reti da posta dei pescatori professionisti vicino a riva. E qui siamo al punto. E qui siamo al punto, perché quando un pescatore utilizza un tramaglio, una rete da fondo che sta vicino al fondo, considerate che il vermocane è anche un ottimo nuotatore, nel senso che se una rete, no, sta sul fondo, ma se sente i segnali del pesce moribondo o catturato a 2-3 metri di altezza dal fondo dove è piazzata la rete, nuota e raggiunge questo soggetto. Quindi abbiamo dei danni economici per i pescatori. Perché loro mettono la rete, ci sono varie tecniche, ma mettiamo un pescatore che metta la rete la sera e la recupera la mattina. Se un pesce viene catturato nelle ultime ore all'alba, diciamo 9 su 10, sto volgarizzando, ma 9 su 10 il pescatore lo recupera. Se viene catturato all'inizio, quando la rete è stata appena messa e resta là tutta la notte, spesso il pescatore trova la pelle e le lische. È eccezionale, cioè perché è interessante, viene svuotato letteralmente. Un buon gustaio, perché lascia la pelle. Ah, certo, ma sushi, gli piace il sushi. Esattamente come faremmo noi. Lascia la pelle e le lische. Quindi c'è un danno economico importante per i pescatori. Come si può fronteggiare? E poi la domanda successiva è per noi comuni bagnanti, che uno magari scende dagli scogli e comincia a tremare perché dice oddio, se mi trovo il vermocane che mi mozzica il piedino. Allora, se posso fare un'affermazione controcorrente, da direttore di area marina protetta, il vermocane è un alleato. Ah, però. Perché? Perché la regola fondamentale in mare per rispettare l'ambiente marino è di non toccare niente. Allora, il vermocane non sta nei primi centimetri, lo puoi trovare già da un paio di metri di profondità, però in quella zona dove devi nuotare, dove se lo vedi è perché hai la maschera, le pinne e ti immergi a fare un po' di snorkeling, un po' di, adesso lo chiamano sea watching perché ci piacciono questi termini così. Vabbè, insomma, andare a guardare, che è una bellezza sott'acqua. Il vermocane, tra l'altro, abbiamo visto le immagini prima, è bello, è pittoresco, ha vari colori, questi ciuffi bianchi. Tanto, così. Quindi è una bella immagine sott'acqua. È estremamente reattivo, come dicevo, e può essere aggressivo, ma soltanto se lo vai a stuzzicare. Ah, ecco. Quindi, se uno si va a fare normalmente il bagno, non deve temere, perché è estremamente improbabile che questo animale venga in contatto con lui. È chiaro che se uno si mette la maschera e le pinne, oh che bellino, e lo va a toccare, il vermocane reagisce. Tutti quei ciuffetti bianchi che vediamo nell'immagine sono spine urticanti con una neurotossina che provoca dei bruciori lancinanti. Ma da questo punto di vista è un po' il nostro alleato, perché chissà che la gente non vada più a raccogliere le cose tra gli scogli. Questo giustamente il direttore dell'area marina protetta ce lo dovevamo aspettare. I pescatori hanno detto però che hanno perduto parecchio del pescato, fino al 30%. È possibile, sì, come vi dicevo, è un valore possibile. Parliamo dei pescatori che utilizzano gli attrezzi di fondo, cioè utilizzano gli attrezzi da posta, quelle reti che vengono posate e poi catturano il pesce perché resta intrappolato, quindi che lavorano generalmente vicino alla costa e che mettono queste reti vicine al fondale.
quelli sono a rischio. Non tutti i pescatori, non con tutti gli attrezzi, quindi ovviamente ci sarà un po' una tendenza, non dico a esagerare, ma anche a cercare di ottenere magari qualche aiuto, che mi pare assolutamente lecito. Appunto, lo condivido. Ma i pescatori che lavorano con le reti da fondo, sì. La percentuale del 30% è credibile. L'ultima domanda che le faccio è questa: che si fa quando per caso uno, vabbè, pur avendo seguito le regole di prudenza che ci ha suggerito lei, come dire, colpito, come si dice? Se si ritrova a contatto. Ecco, allora bisogna resistere, tenere un po' la lucidità, risalire a riva, recuperare un pezzo di scotch, passarlo sul punto e farsi tipo una ceretta, perché gli aculei del vermocane restano nella pelle, ma si tirano via facilmente con lo scotch. Allora, togliendoli cessa l'iniezione, e a quel punto i suggerimenti sono di bagnarsi con dell'alcol denaturato che allevia il dolore, ma non c'è altro da fare. Bisogna aspettare alcune ore perché sarà antipatico. Perfetto. Allora, a tutti al mare con lo scotch adesso da ora in poi e anche con l'alcol denaturato. Comunque, a parte lo scherzo, grazie per tutte le informazioni importanti che ci ha dato Riccardo Strada, biologo marino e direttore dell'area marina protetta delle Isole dei Ciclopi. Adesso per noi è il momento dell'almanacco. L'Assemblea generale dell'ONU ha proclamato il 24 giugno giornata internazionale delle donne nella diplomazia, adottando per consenso una risoluzione che ribadisce quanto la partecipazione delle donne a parità di condizioni con gli uomini a tutti i livelli decisionali sia essenziale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile, della pace e della democrazia. Questa giornata offre un'occasione annuale per riflettere sulle azioni che possono essere intraprese al fine di raggiungere la piena, equa, efficace e significativa partecipazione delle donne nella diplomazia. Sapete cos'è la ionizzazione? È un processo in cui gli atomi o le molecole perdono o guadagnano elettroni, diventando carichi elettricamente. In pratica passano da essere neutri a essere positivi o negativi. Immaginate un atomo come un piccolo sistema solare con un nucleo al centro e gli elettroni che gli girano attorno. La ionizzazione avviene quando uno di questi elettroni si allontana dal nucleo, cambiando la carica dell'atomo. Noi non ci allontaniamo per niente dal nucleo, anzi ci avviciniamo. Il nostro nucleo è Marco Amato con la sua tazzina di caffè. Prima di tutto un caffè, giusto? Un suggerimento mica giusto da ridere, eh? Bravo. Già. Buongiorno e buon inizio settimana, Sicilia. Buongiorno a te. Grazie. Allora, il caffè com'è? Bollente oppure tiepidino? Come lo preferisci? No, è tiepidino perché mi alzo di buon mattino, quindi me lo centellino un po', per cui perché ci aspetta, perché ci deve aspettare. Un po' da calma. Ha ragione. Vai pure. Allora, oggi per iniziare bene la settimana vi narro un po' di un personaggio che mi piace moltissimo. Per adesso avete notato che sono un po' canterino musicale, per cui oggi vi volevo parlare di uno splendido tour che inizia, di un personaggio musicale che ha caratterizzato un po' gli anni 90. È Max Pezzali che inizia il suo tour proprio da Torino e già ben 38.000 prenotati per questo suo debutto. Ecco, questo tour parte un po' come un omaggio carrieristico un po' a tutta la sua storia, ripercorrendo un po' gli anni, quelli d'oro del grande R.Al, quelli di Happy Racer di Ralph, quelli di Sei un mito, quelli di tutta una serie di titoli e testi che hanno fatto un po' sognare, hanno accompagnato l'adolescenza e la meno adolescenza di qualcun altro. Ebbene, mi pareva molto interessante analizzare un po' il cielo zodiacale di Max Pezzali. È un
uno scorpione. Lo scorpione è il segno delle viscere e della creatività. Lo scorpione che si reinventa sempre, che come un arabo sa sempre rinascere dalle sue ceneri, ma che ceneri non sono affatto, proprio perché la storia musicale di Max è sempre stata un po' una costante, un must della musica italiana, sempre gradita e garbata. Di buon carattere il nostro Max, proprio perché i segni d'acqua sono quelli più sentimentali e emotivi, è riuscito benissimo a trasmettere le emozioni degli anni 90 post-adolescenziali proprio nelle sue canzoni. Ecco, lo scorpione, come tutti i segni d'acqua, ha questa vibrazione molto forte, un po' grandissimi cantanti, soprattutto Pesci, Cancro e Scorpione, hanno dato alla storia musicale un grande contributo, proprio perché l'acqua rappresenta l'emozione e la creatività. E cosa accade ai segni d'acqua in questo periodo zodiacale? Beh, con tutti i pianeti in Cancro, ed essendo iniziata l'estate con il cardinale Cancro, ecco che i segni d'acqua rinvigoriscono e si preparano ad un'estate assolutamente fantasiosa e brillante. La presenza inoltre di Venere e Mercurio nel segno del Cancro li fanno assolutamente più amorevoli e anche molto più comunicativi, soprattutto il Cancro, che finalmente riequilibra la sua vita sentimentale e mette dei punti fermi, è meno agitato, è meno lunare del solito, mentre invece lo Scorpione usa molto quella sua arma teatrale dell'istrionismo e dell'ironia, uno Scorpione molto critico, ironico, ma sempre molto atto a progettare per il futuro. I Pesci, che con la loro empatia tendono di diffondere il loro sentimento pro bono un po' in tutti gli ambiti e i piani della loro vita. Questa settimana la luna incede in Acquario, la luna della fantasia, ed ecco che anche i segni d'aria se la passano bene, quindi assieme agli Acqua, Gemelli, Bilancia e Acquario sono in pole position. Ebbene, loro utilizzeranno più le facoltà lunari, quindi delle facoltà molto più fantasiose ed empatiche, proprio perché la luna è anche uno specchio, hanno bisogno di vedersi, soprattutto l'Acquario. Inizia la settimana con una nuova visione di te e cambiando un po' le carte in tavola, mentre invece la Bilancia deve cambiare un bel po' di carte in tavola, non tanto per loro stessi quanto per le esigenze familiari, burocratiche e gestionali, mentre invece i Gemelli può di tutto, proprio perché con Giove nei suoi gradi zodiacali può aspirare a ben altro. Cosa fanno i Fuoco e i Terra? Un po' più in sordina Ariete, Leone e Sagittario, che stanno un po' riorganizzando le forze. Più sentimentale l'Ariete inaspettatamente, mentre invece il Leone si fa un po' di dubbi, si chiede un po' di perché. Il Sagittario invece nulla osta per tutta una serie di problematiche, finalmente potete, quindi osate e sfidate un po' la sorte, anche perché le cose che avete in mente sono tutte atte a migliorare la qualità della vostra vita. Toro, Vergine e Capricorno, i Terra, sempre più centrati Toro nel lavoro, che però adesso si stabilizza un po' meno in amore, non è il caso di chiedere per adesso per i Toro, mentre invece i Vergini chiedono e come? Chiedono a se stessi di darsi un po' di più affettivamente. Per ultimo Capricorno, che deve stare un po' in panchina, non lavorate, pensate a progettare vacanze e soprattutto quando il partner e la famiglia reclamano un po' la vostra presenza, accontentateli per adesso, è tempo di affetti. E detto questo vi auguro uno splendido inizio settimana e buongiorno Sicilia. Grazie anche a te e buon caffè Marco Amato. Adesso andiamo indietro nel tempo. No, prima di tutto un'attualità, notizie. È una cosa che riguarda le pensioni. Guarda, il PNRR, il governo accelera, quota 41 per le pensioni ma con un assegno ridotto. Palazzo Chigi c'è la cabina di regia per fare il punto sui fondi europei. Il ritiro anticipato con il contributivo potrebbe interessare 100.000 persone. Chissà se siete fra i 100.000 interessati. Intanto andiamo indietro, come dicevo nel tempo. 24 giugno 1910 nasce l'Alfa, che è Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. 1910 per iniziativa un gruppo di finanzieri lombardi, e questa qua è passata dalla produzione di biciclette a quella di automobili. È il 24 giugno del 1947, vedete questa foto,
primo avvistamento conosciuto di un UFO. Kenneth Arnold, pilota di aerei civili, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. E il 24 luglio, ma dell'anno dopo, cioè del 48, inizia il blocco di Berlino. L'URSS rende impossibili i collegamenti via terra tra Berlino Ovest e la Germania Est, chiudendo tutti gli accessi stradali e ferroviari. E l'inizio della guerra fredda, che avrà come simbolo l'elevazione del muro di Berlino che separerà in due la Germania. Fino al 1989, 24 giugno del 65, i Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia. Eccoli qua, guardate, splendenti, in 2 concerti al Velodromo di Vigorelli di Milano con un giovane Peppino Di Capri. Pensate, il costo dei biglietti per 2 esibizioni va da 750 a 3.000 lire. 24 giugno 1974 viene usata per la prima volta l'etichetta con il codice a barre, vedete, per consentire gli acquisti al supermercato. Il primo prodotto venduto è un pacchetto di chewing gum. È un'idea che viene da lontano, pensate dal 1948, quando 2 studenti di ingegneria inventarono la codifica a barre. Sempre 24 giugno, ma del 1985, Francesco Cossiga è eletto 8º presidente della Repubblica Italiana con 752 voti su 977. Il Parlamento sarà così compatto e veloce solo in un'altra occasione, nel 1999, quando anche Carlo Azeglio Ciampi verrà eletto al primo scrutinio. 24 giugno 1991, eccola qua, Shakira pubblica il suo primo album, si chiama Magia. Lei è colombiana, ha iniziato la carriera musicale in giovanissima età. Noi vi faremo ascoltare Waka Waka, inno ufficiale dei mondiali di calcio del Sudafrica. Il video è stato per anni il 4º video più visto nella storia di YouTube e Waka Waka è stata una delle espressioni più cercate su Google nel 2010. Pensate, uno dice: che cosa cerchi? Waka Waka. Ed è stato così, una delle espressioni più ricercate. Lei tra l'altro è andata a Sanremo come ospite un anno e c'è stato qualcuno fortunato che l'ha potuto anche vedere. Shakira, Waka Waka. Buona giornata, buongiorno Sicilia.